Ministro, come valuta questa campagna elettorale, la sua presenza qua ad Agrigento, la candidata Carlisi, insomma il punto della situazione? Agrigento è una città difficile, ma ripuliamo il mondo e lo slogan è scelto da Carlisi. Ma noi siamo da 5 anni all'opposizione e presenti in Consiglio Comunale. Io credo che abbiamo fatto anche degli ottimi lavori di pungolo all'amministrazione, ma soprattutto anche per far ragionare i cittadini che ci sono delle alternative che possono essere possibili rispetto a quelle che sono questi metodi di governo. Questa lezione che stiamo affrontando innanzitutto con una presenza sul territorio che anche da parte del governo nazionale è stata evidente. Nei mesi scorsi abbiamo fatto varie puntate qui su Agrigento, facendolo chiaramente con tono istituzionale, perché è giusto che devono essere fatte così, però portando comunque risultati. Oggi noi abbiamo la definizione di alcune delle arterie stradali più importanti che devono essere definite ormai, non c'è più tempo da perdere. Ad esempio, una delle novità è che entro la fine dell'anno l'Agregas 1 lo dobbiamo riaprire al traffico leggero delle macchine, dobbiamo quantomeno restituire la normalità a questo territorio che appunto per quelle vie d'accesso sta facendo davvero tanta fatica. La Galleria Spinasanta che entro ottobre la riapriamo, la restituiamo ai cittadini, insomma ci sono tante cose al fuoco che ovviamente sia grazie all'impegno del governo, sia grazie all'impegno del cartello sociale. Io Don Mario non finirò mai di ringraziarlo perché risvegliare le coscienze dei cittadini è sempre un bene e io chi lo fa lo ringrazio. E però anche il gruppo locale del Movimento 5 Stelle e Marcella che hanno portato questi temi sempre all'interno anche del Consiglio Comunale, e queste sono cose importanti. Quindi ripartiamo da questo con uno slogan che è importante, perché ripuliamo il mondo non è semplicemente un tema ecologico, ma è certamente anche un tema di moralità che dobbiamo rimettere, e soprattutto di buone pratiche, perché le buone pratiche sono quelle del fare il meno polemiche possibili e produrre invece molti più fatti. E questo è quello che noi vogliamo mettere sul piatto di una campagna elettorale che chiaramente è difficile, vede grandi schieramenti contrapposti. Noi qui abbiamo fatto una scelta che è una scelta legittima, che è una scelta che rivendichiamo. Marcella probabilmente avrà ricevuto tantissime offerte per andare a fare il vice di qualcuno, ma noi con grande legittimazione abbiamo deciso di non aderire a facili sirene, ma di continuare un percorso che sappiamo che è difficile, ma per certamente pieno di dignità e pieno di autorevolezza rispetto a quelli che sono stati gli impegni. Quindi ci prenderemo il risultato che verrà, coscienti del fatto che noi stiamo però proponendo un'alternativa, stavolta dopo 5 anni di consiglio comunale, valida, che può essere anche un'alternativa che può governare questo territorio. Quindi lavoriamo, continuiamo a farlo incessantemente e soprattutto continuiamo a farlo con l'obiettivo che è quello di migliorare i nostri territori, perché poi alla fine non siamo mai stati un movimento elettorale, siamo un movimento politico, e la differenza è che non nasciamo con le elezioni, non moriamo con le elezioni, ma siamo nati da una necessità che era quella di migliorare il territorio e continuiamo a farlo perché ci crediamo, e questo è l'impegno di Marcella e di tutto ovviamente il gruppo della città di Agrigento, che continua sempre ad avere a cuore appunto le sorti di questa comunità.